Stanno entrando in campo adesso Mistral e Olimpia Siracusa qui al Paloreto, ma come già potete ben vedere dai vostri schermi, la squadra ospite è arrivata con 4 uomini contati. Verosimilmente non si giocherà, o comunque si giocherà qualche minuto e poi il direttore di gara fischierà la fine del match. Difficoltà anche nel commentare una situazione del genere. Intanto un saluto da parte di Sportisti e Davide Sgroi. Le due squadre stanno comunque facendo i convenevoli soliti dell'ingresso in campo. Adesso vediamo come l'Olimpia Siracusa andrà a gestire questa situazione. Sono arrivati, ripeto, in 4 uomini contati gli ospiti in maglia verde. Situazione stranissima, un'aria al Paloreto veramente strana. Ovviamente non sentirete come al solito cantare gli ultras dei padroni di casa, dei ragazzi in maglia nero-oro. E vediamo adesso se verranno anche almeno giocati soltanto i primi 5 minuti di gara. Capiremo come verrà gestita questa situazione surreale dagli uomini in campo, soprattutto dalla squadra ospite, che ha fatto ovviamente già uno in meno. Aspetta soltanto il fischio del direttore di gara. Silenzio, ripeto, surreale al Paloreto. Vediamo se si gioca qualche minuto. Murò qui subito a perdere il possesso, anche ovviamente i padroni di casa senza testa, senza concentrazione. Gioca comunque Mendola da Muro, vediamo se calcia, finta ancora da Mendola, non va a tirare con il mancino. Poi ancora il 27 Lasciali per la battuta in porta, nemmeno festeggiata da Dell'Aria. È 1-0 subito quindi per il Mistral. Sul destro di Muro, il secondo palo dell'Aria è stato il più veloce. Non saprei sinceramente nemmeno come definire questa situazione, scusate se non trovo nemmeno le parole adatte. Qui ancora il destro di Dell'Aria che fa la doppietta personale. È 2-0 Mistral, e comunque qualche gol al referto vogliono metterlo. E Olimpia Siracusa che ovviamente è arrendevole, praticamente fermo. Sono comunque i ragazzi in maglia verde a combinare in qualche modo, ma ovviamente il Mistral con la superiorità numerica non ha nessun tipo di problema, oltre al fatto che non sono nemmeno tanto convinti i giocatori di casa, e ci mancherebbe altro. Lo prendono forse più come un allenamento in superiorità numerica. Qui ha provato la puntata a Randazzo, poi Argibay, puntata anche per lui, pallone fuori.
giocheranno verosimilmente 5 minuti. Gli ospiti qui esterno il Mendola messo fuori, ovviamente nemmeno il mister dei padroni di casa del Mistral le indicazioni. È una situazione, ripeto, surreale e incommentabile. Non c'è tifo, non c'è nemmeno quasi voglia di giocare, né per gli ospiti che sono arrivati in 4 qui al Palaureto da Siracusa, né ovviamente per i padroni di casa che devono comunque affrontare questi 5 minuti in superiorità numerica senza avere effettivamente la voglia di andare a vincere, dominare il match. Qui Argibay non calcia ancora da Mendola, adesso il giro palla con Inerone ancora dell'aria, Ituda si è spostato, il capitano e il portiere del Siracusa, la palla però ha preso il palo nell'aria, però intanto la doppietta a casa se l'è portata, voleva anche la tripletta nonostante tutto. Argibay adesso va il 10 ancora da Mendola, esterno della rete. Con la Barbera, ancora la Barbera dopo il tocco di Argibay, ancora il 10 calcio, mette dentro il 3-0. Guardano il cronometro gli ospiti, stanno aspettando con ansia l'arrivo del 15° minuto. Qui ancora a destro di Finocchio, poi il Randazzo, chiusura sulla linea di porta, poi ancora la puntata di La Barbera, stavolta l'estremo difensore dell'Olimpia Siracusa para ancora il 21 che vuole cercare il destro per metterla dentro e lo trova. 4-0. E stanotte adesso quelli del Mistral penso vogliono far terminare i 5 minuti, a meno che ovviamente il Siracusa giochi 5 minuti effettivamente con più di 6 gol, perché il tavolino ricordiamo è 6-0. Qui infatti il Randazzo pressa ancora alto, dal Siracusa dal fondo, pressing di Finocchio che però non riconquista, poi ancora Randazzo che la ruba, mette dentro da Finocchio. 5-0. Riconquistare ancora il Mistral, muro contro il pallone, vediamo se va per l'8, bene l'estremo difensore ospite, e allora il pallone arriva alle parti dell'estremo difensore della squadra di casa maglia giallo-blu, ma siamo già dall'altra parte. Il rimpallo sul petto di Finocchio dopo il destro di Di Maria, aveva fatto doppietta Finocchio, ma se non erro è stato annullato per fallo di mano.
ancora Ineroro a passare la gran giocata in solitario di La Barbera. Lui sì che la trova la doppietta personale. 6-0. Adesso credo che l'obiettivo principale sia almeno andare a fare il settimo per i padroni di casa. Ripeto, sempre che l'Olimpia si fermi ai 5 minuti di gioco, mancano 40 secondi e infatti vanno a perdere lì tempo all'angolo, poi dentro il pallone di RG Bay. E non arriva per l'intervento dell'estremo difensore degli ospiti. Poi ancora RG Bay a ripartire dal suo portiere. Ancora il 10, lascia lui per Di Maria che mette dentro. Namuro 7-0. Che termina fuori, vediamo se continua il match del Siracusa. In questo momento sì, il pallone che arriva ancora da Muro, destro e deviazione in rimessa laterale. Sì, sembra che stia continuando. Qui c'è un altro destro di La Barbera con la tripletta personale. Adesso esce 8-0. Ripeto, si sta giocando in un clima surreale. Olimpia Siracusa sta comunque continuando a giocare. RG Bay prende lo specchio della porta. È veramente questione delicata. Ancora RG Bay, pallone dentro da Muro. 9-0. Piano piano ovviamente le persone che erano arrivate qui al Paloreto a sostenere i propri ragazzi stanno abbandonando il palazzetto, direi anche giustamente vista la situazione. Una vittoria che era già scritta prima che le squadre entrassero in campo. Ovviamente però il Mistral sta cercando di sfruttare al meglio questa occasione per fare più gol possibile. Qui l'Olimpia Siracusa addirittura si mangia un gol davanti all'estremo difensore dei padroni di casa. Poi ancora il capitano degli ospiti a sbagliare l'intervento. Tacco di Maria per Muro che fa 10-0, doppia cifra. Per il Mistral. Di Maria se la va ancora a riprendere, vediamo se calcio la mette dentro. La mette dentro per l'ennesimo appoggio dell'area. 11-0. A questo punto forse credo che si andrà a giocare fino alla fine del primo tempo. È una situazione agghiacciante ancora con il Mistral che va ancora al segno con dell'area. 12-0. Preparato il pallottoliere. Situazione sconvolgente. Ancora dell'area RG Bay. Muro ancora RG Bay. Se non sbaglio non aveva ancora timbrato il cartellino. Lo fa anche lui. 13-0. Di Maria
nell'area, ancora Argibay, sul pieno il portiere, poi dall'area attacco, adesso si divertono quasi anche quelli del Mistral, ancora dell'area gol 14-0, mi ho perso anche il conto dei gol personali, credo ne abbia fatti 4 o 5. Ma la squadra ospite non si ferma come avevo pensato. Puro nell'area dentro per Randazzo, gol anche per lui, 15-0. C'è addirittura spazio per un brutto scontro. Una brutta botta per un calciatore del Siracusa, anche sfortunati. Gli uomini in verde in un contrasto finito sul muro. Speriamo niente di grave, ricordiamo che comunque con un uomo in meno Siracusa non potrebbe più giocare e il direttore di gara dovrebbe fischiare la fine della partita, perché il numero minimo è 4. Cercano quasi di scolparsi i ragazzi ospiti con Argibay, forse stanno spiegando la situazione che è veramente al limite della realtà. Speriamo che a prescindere da tutto non si sia fatto realmente così male il ragazzo dell'Olimpia Siracusa, perché comunque la botta è stata forte nel contrasto con dell'aria, se non erro. Fuori zoppicante il numero 21, ma si continua a giocare lo stesso. Segna Argibay. Sono sorpreso, pensavo il direttore di gara fischiasse la fine. Adesso in 3 quelli del Siracusa col portiere perde il possesso, Randazzo, e va a calciare una parata dell'estremo difensore in maglia 1, poi Muro, ancora Argibay, calcio deviazione dell'ultimo gol, il mister del Mistral, che è l'aria, doveva pensarci lui. Poi Argibay, che va da Muro dentro, Randazzo, 17-0. Tutti a guardare il cronometro, a
qui però non riesco a percepire quello che stanno dicendo, quindi non so sinceramente che minuto stiano aspettando, forse il 10º. Muro, Argibay 18-0. Fa gol Argibay, chiede il cambio ed esce. Sicuramente la situazione è complicata anche per i padroni di casa, perché comunque si vede lontano un miglio che anche loro non hanno tutta questa voglia di giocare un match in queste condizioni, anche perché credo che non faccia piacere nemmeno alla squadra vincente in una partita comunque di Serie B di futsal vincere 18-0. Muro, Vendola ancora, Muro mette fuori Vendola. Adesso gli ospiti hanno cercato di perdere qualche secondo nel loro calcio d'angolo. Però comunque il Mistral con dell'aria che va da Muro, il pallone sotto e quindi non riesce a calciare con la punta, la mette dentro con onore all'estremo difensore degli ospiti, che nonostante la situazione, nonostante tutto, ha fatto vedere comunque di volerci provare a parare qualche conclusione dei padroni di casa. Parte Vendola, il suo portiere Muro, facile da Randazzo, e siamo arrivati anche a 20-0. È la prima volta che mi capita e credo che sarà anche l'ultima verosimilmente. Adesso il direttore di gara parla con la panchina dell'Olimpia Siracusa. Non so di preciso cosa gli abbia detto, fatto sta sono tutti a controllare il cronometro e dell'aria lo guarda e si ferma con saggezza, forse fa arrivare a 10. Aspettare, non so se aspetta il fischio finale o semplicemente Mistral vuole tendere a far passare questi minuti fino alla fine del primo tempo. Muro dentro e c'è anche l'autogol. Ok, arriva adesso il triplice fischio, 21-0 Mistral, con la panchina dell'Olimpia Siracusa che richiama un altro uomo, penso per un finto infortunio, per far terminare questo match a cui non so dare sinceramente un aggettivo. Abbiamo vissuto veramente una pagina nera oggi del futsal, 21-0 Mistral. E allora vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata al Mistral che porta a casa i 3 punti.